Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Grazie carissimo Andrea, amici miei ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Chilometro Zoom, il drive time in mezzo ad agricoltura, pesca e ambiente. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, venerdì 4 di ottobre, l'anno del Signore 2024, San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quindi auguri a chi festeggia il Santo di Assisi, auguri a questo paese che ne ha bisogno, auguri anche all'Autostrada del Sole che oggi compie 60 anni, compie anche 60 anni lo splendido e inutile editoriale che venne pubblicato sull'Unità in questo stesso giorno, nel quale il Partito Comunista Italiano attraverso il suo giornale diceva: abbiamo adesso l'Autostrada del Sole, un'opera faraonica, non sappiamo che cosa farcene. Nel frattempo le altre strade d'Italia sono tutte rachitiche e buche. Chissà, mi ricorda tanto certi discorsi sulla TAV, sul Terzo Valico, sul ponte sullo Stretto non ne parliamo, eccetera, eccetera. Comunque compie 60 anni anche questo bellissimo pezzo di prosa. La canzone che avete ascoltato era Orietta Berti, Teresina Ambriaguna, L'uva fogarina, cioè O quanto è bella l'uva fogarina, perché noi questa sera parleremo anche e soprattutto di vendemmia per quanto riguarda la parte agricola. Stasera Lorenzo Viviani non c'è e penso di poterlo dire perché vorrei ricordare un amico, lui è andato tra i vari impegni di partito, per carità, ma è andato anche a salutare un amico, Nicola Pieruccini. Nicola Pieruccini era il segretario della Lega di Carrara. Nicola Pieruccini era un uomo che io ho avuto il piacere di conoscere, ho avuto il piacere, insomma, di incontrare. Era un uomo gioviale, forte, coraggioso, era un uomo capace di dire le cose fuori dai denti, era un uomo che sostanzialmente non conosceva il significato della paura. Era un imprenditore del mondo del gelato, era molto noto in quel di Carrara. Era una persona che, ripeto, ti potevi fidare di lui.
Se n'è andato, l'ha tradito purtroppo il cuore qualche sera fa, ma d'altronde lui il cuore lo aveva già speso nella sua vita, nelle cose che faceva. Oggi c'è il suo funerale, io voglio salutarlo, salutare sua moglie Lida, la sua famiglia e insomma mi associo al saluto che sta portando Lorenzo Viviani questa sera anche a loro. E adesso cominciamo la nostra trasmissione, vi dicevo, vi ricordo, date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, che non è più soltanto un sito dal quale vi potete informare su chi siamo, come sostenerci e così via, ma è anche e soprattutto un quotidiano online. Quindi fesso chi non legge radiolibertà.net perché vi perdete i Liberamente del direttore Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca, Vittorio Feltri informissima, lanciatissimo come sempre, le croccanti pillole, videopillole dei nostri programmi e chi più ne ha più ne metta. Per cui se non lo frequentate radiolibertà.net è solo per colpa vostra, ma se lo frequentate ne sarete sicuramente arricchiti. Allora, noi apriamo questa nostra trasmissione, sono le 17:37 minuti e 20 secondi in questo momento e andiamo a dare un'occhiata alle agenzie perché mentre tutto questo accade il nostro vasto orbe terracqueo continua a girare. Vi ricordo anche le coordinate a cui incrociamo: 340 670 9659 per quanto riguarda le zappe o WhatsApp, e poi apriremo più tardi il telefono allo 0292947222. Allora, intanto la notizia che arriva adesso e che viene riportata da Al Jazeera è che Israele ha colpito Sana'a, ha colpito la capitale dello Yemen, ma in particolare a colpire lo Yemen sono anche forze britanniche e statunitensi. Lo riporta la TV degli Houthi, Al Masira TV, e dice che in pratica questi attacchi aerei hanno colpito l'aeroporto di Hodeidad, Sana'a e Damar City. Oltre a questo, oggi pomeriggio c'è stata la preghiera del venerdì in quel dell'Iran e in particolare a Teheran, e l'Ayatollah, la guida, l'Ayatollah Khamenei, ha detto che sostanzialmente l'attacco contro Israele è stato un attacco completamente legale, la punizione che è stata riservata a Tel Aviv è stato il minimo sindacale, ha detto che Israele è un regime di vampiri e gli Stati Uniti d'America sono il cane rabbioso che si agita nella regione. Il compito della Repubblica Islamica sarà quello di agire contro Israele con forza e con determinazione, e in particolare ha sottolineato che l'Iran non esiterà né tantomeno procrastinerà quando si tratterà di agire contro Israele. Già che c'era, Khamenei ha iniziato il sermone del venerdì sottolineando e invitando tutti i fedeli musulmani a riconoscersi uniti soprattutto sulla base del Corano, e ha sottolineato appunto che il nemico dell'Iran è lo stesso nemico dello Stato palestinese, del Libano e di altre nazioni islamiche, ovvero sia Israele. Quindi questo galantuomo ha detto che sostanzialmente il loro compito sarà quello di cancellare Israele dalla faccia della terra e così finalmente il mondo sarà in pace. Se ce lo dice lui, possiamo dormire sogni tranquilli, questo antisemita. Bene, oltre a questo andiamo a dare anche un'altra occhiata a quello che sta succedendo sempre in Medio Oriente. Israele nel frattempo continua a martellare il Libano, segnatamente sembra siano state usate di nuovo le bombe bunker buster, che sono delle bombe con un'alta carica di esplosivo e sono fatte per penetrare nel terreno per alcune decine di metri e poi esplodere facendo crollare i bunker sottostanti. Questo perché si ritiene che Israele stia cercando degli attacchi mirati per uccidere il numero 2 di Hamas, di Hezbollah, che ha preso il posto di Nasrallah, e in questo modo decapitare definitivamente o comunque per un lungo periodo di tempo l'organizzazione terroristica. Oltre a questo è stata colpita la strada al passo di Masnaa, che è il passo che collega
il Libano e la Siria, e in particolare Israele sostiene di averlo colpito perché attraverso questo passo sarebbero entrate più volte carichi di armi per Hezbollah, e quindi per rifornire tutto ciò che Hezbollah ha usato e ha lanciato contro Israele. Detto ciò, diamo anche un'occhiata a quello che succede nel nostro paese. Purtroppo per gli appassionati di vela è andata male a Luna Rossa, è stata sconfitta, e quindi la Coppa America ancora una volta sarà disputata da una barca britannica a Ineos contro i detentori neozelandesi. Gli inglesi, con una certa ironia, una o due Coppe America fa dicevano perdiamo dal 1851, vedremo se ce la faranno a portarsi a casa la Coppa delle 100 Guinee. A proposito della manovra, la manovra alto là di Tajani e Giorgetti, dice Lanza, contrarissimi a nuove tasse. Allora vediamo che cosa dice Tajani. Andiamo a leggere questo take dell'agenzia ANSA. Nessuna nuova tassa, siamo contrarissimi a imporre nuove tasse. Ci sono state alcune cattive interpretazioni di alcune parole dette ieri dal ministro Giorgetti, ma finché saremo noi al governo non ci saranno nuove tasse per gli italiani. L'ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti a margine dell'assemblea di Confindustria a Bari. Intanto una buona notizia: i dati dell'Istat confermano che le cose vanno nella giusta direzione per quanto riguarda i conti pubblici, cioè per la prima volta dal quarto semestre del 2019 il saldo primario è positivo. Vuol dire che il governo sta facendo bene per tenere sotto controllo la spesa pubblica, ha aggiunto Tajani, e se aumenta la spesa pubblica, ha spiegato, è soltanto perché ci sono da pagare gli interessi sul debito. Quindi è importante ora che la Banca Centrale Europea abbassi il costo del denaro e abbassi i tassi. E così non soltanto si darà ossigeno nelle famiglie e imprese, ma si ridurrà anche la spesa pubblica nel nostro paese. Così l'ANSA. Adesso però passiamo al lato agricolo della trasmissione. Ovviamente Chilometro Zoom, che vi ricordo, lo vedete dietro di me, premiato col microfono d'oro 2024 per la categoria ambiente. E allora dove andiamo? Adesso risaliamo l'Italia seguendo le orme della vendemmia, andiamo da sud a nord. Cominciamo dalla Calabria, dove c'è l'amico Roberto Galati, che quest'anno, dopo 5 anni dall'impianto dei vitigni locali, finalmente ha potuto pigiare qualcosa come insomma, ha potuto pigiare il raccolto, e con l'uva raccolta ha tirato fuori qualcosa come 350 litri di mosto. Vediamo come andrà questo vino, ma non solo, parliamo con lui anche del costo dell'olio, della situazione attuale nei campi e dei prodotti che potete trovare a chilometro zero, soprattutto nei vari negozi e nei supermercati. State un po' a sentire che cosa ci siamo detti. Andrea, quando vuoi puoi andare. E allora, io stasera ho il piacere di ritrovare un amico in diretta telefonica dalla Calabria, il nostro Roberto Galati, che come sapete è il presidente dell'Associazione Ferrovie in Calabria, ma di questo ne parleremo poi domani a un evento particolare dove ci sarò pure io. Però lui è anche il titolare ed è il responsabile, non il responsabile, è il responsabile, è il titolare dei casali di Postigliana, di dove lui naturalmente produce a chilometro zero. Allora, Roberto, io in questi giorni ho tenuto un po' d'occhio il vostro account Facebook, e in particolare vedo che avete fatto qualcosa come 170 litri di mosto. Intanto, com'è andata la vendemmia quest'anno? Antonino, ciao, intanto buonasera e grazie come sempre per l'invito e per la tua passione per il nostro mondo agricolo. Sì, guarda, dici bene, allora per il primo anno abbiamo prodotto sì, circa 170 litri di mosto da uve bianche e in realtà non hai ancora visto che altri 180 circa li abbiamo prodotti da uva fragola. Ed è il primo anno effettivamente in cui nella nostra azienda agricola riusciamo a produrre una certa quantità di vino. Tu immagina che abbiamo impiantato questo piccolo vigneto, che è abbastanza piccolo numericamente, circa 5 anni fa, e questo è il primo anno che è entrato abbastanza bene in produzione.
In molti casi sono vitigni, tra l'altro, autoctoni, specialmente per quanto riguarda il bianco, e quindi stiamo un po' sperimentando, vediamo un pochino come ci verrà questo vino di San Vito sullo Ionio. Che tipo di vino è? Che tipo di vitigni sono? Guarda, allora, ti dico la verità, è uno studio che stiamo ancora facendo perché sono vitigni che abbiamo recuperato proprio sul territorio, quindi sono varietà anche molto antiche, un po' insolite effettivamente, non sono i classici magari vitigni un po' più noti e più commerciali, diciamo, che conosciamo. Tra l'altro, la particolarità di San Vito è proprio legata all'uva perché fino agli anni 70 circa a San Vito sullo Ionio si producevano decine di migliaia di parpatelle all'anno, penso che venivano esportate in tutta Italia, proprio di queste particolari uve specifiche proprio del territorio. Quindi magari ci saranno tantissimi vigneti nel resto d'Italia e forse in parte all'estero, grazie a vitigni nati proprio lì a San Vito sullo Ionio. Si praticamente producevano le barbatelle derivate dai tralci, quindi dalle potature dei vigneti, e si creavano quindi queste nuove piantine, di fatto delle talee, che venivano poi trapiantate per creare i nuovi vigneti. Purtroppo è una storia molto bella che è finita circa 40 anni fa, e penso che addirittura ci sono stati dei finanziamenti per espiantare le viti, Però niente di meno. paradossalmente. Niente di Questa è meno, che follia. la storia triste purtroppo di non solo, diciamo, il nostro territorio, ma un pochino di tutta Italia. Ecco. Quindi dopo questi vigneti si è passati principalmente all'olivocoltura, che anche oggi comunque sta iniziando ad avere qualche problema con il clima un po' impazzito. Quindi noi un pochino stiamo riprendendo questa tradizione e vediamo un po' come verrà questo vino tradizionale. E infatti, a proposito di clima impazzito, tutto questo quanto ha pesato sul vigneto e quanto ha pesato sull'oliveto? Allora, guarda, quest'anno per fortuna dal punto di vista del vigneto non ci sono stati grandi problemi, per fortuna, infatti come vedi il risultato è stato notevole, anche abbondante in termini quantitativi, perché è stata un'estate molto calda e quindi questo non ha favorito l'insorgenza per esempio della peronospora, che è un grave problema sia per la vite sia per gli ortaggi. Però, ad esempio, l'estate scorsa è stata catastrofica. Noi l'anno scorso non abbiamo raccolto neanche un chilo di uva dal nostro Certo. vigneto. Per quanto riguarda invece l'olivo, quest'anno ci sono problemi come da 3 anni a questa parte, proprio a causa dell'eccessiva siccità. Cioè, gli olivi arrivano a produrre, ma a un certo punto iniziano a cadere le olive quasi secche, perché paradossalmente la pianta va a riprendersi un po' del contenuto dell'oliva perché non trova acqua. Noi stiamo subendo una gravissima siccità da circa 3 anni, perché in inverno piove molto poco, magari piove molto in punti specifici, piove molto in modo localizzato e quindi è acqua che fa danni ma non viene assorbita dal terreno e soprattutto non nevica. Ecco, e questo è la cosa più drammatica, non nevica, perché lo diciamo anche ai Eh nostri beh. ascoltatori, in Calabria non è raro che nevichi durante l'inverno e proprio all'inizio della primavera. Esatto, esatto. Tu immagini un po' la Sila, comunque è nota Sì, per le temperature quasi siberiane a volte, i grandi metri di neve, e questo ovviamente era molto utile per comunque combattere in modo naturale tanti parassiti, tante infezioni fungine che magari invece riescono poi a sopravvivere ovviamente all'inverno perché le temperature non sono molto basse. Questo è il vero problema. Anche con gli ortaggi, comunque per il troppo caldo da qualche anno stiamo avendo problemi e paradossalmente arriveremo a un certo punto in cui dovremmo coltivare con dei teli ombreggianti perché vanno in sofferenza le piante, purtroppo. infatti. E senti, ma al momento che cosa c'è in campagna? Cosa stai preparando e che cosa invece è sempre disponibile, cosa è in vendita? Perché appunto tu Allora, guarda, rifornisci i supermercati locali, ma vendi anche. certo, certo, certo. Allora, guarda, io produco solo ortaggi di stagione, come appunto tanti magari sapranno ormai, quindi diciamo tutto quello che ho è relativo alla stagione in corso. Io in questo momento in fase di sviluppo cime di rapa, broccoli, il classico broccolo calabrese,
cavolfiori, cappucci, verze, insomma tutto quello che riguarda gli ortaggi dal punto di vista delle produzioni invernali. Ancora ho qualcosa rimasto dal periodo estivo, per esempio un ortaggio che anche a causa delle temperature molto alte riesce ad arrivare quasi a inizio inverno, sono i peperoni. Noi abbiamo un peperone molto buono che da noi è chiamato peperone rigitano, che ha un'origine probabilmente del Reggino, ed è un peperone dolce, rotondo, che si usa per fare i classici peperoni ripieni che tu Sì, conoscerai sicuramente molto buoni. bene. E tu pensi che questo ortaggio riesce ad arrivare quasi a dicembre, le piante paradossalmente a fine estate si riprendono quasi, proprio perché le temperature sono un pochettino più ecco, sopportabili anche per le piante. E le melanzane riescono ad arrivare fino a quasi dicembre. E paradossalmente avremo un momento in cui contemporaneamente, assieme ai broccoli, continuo a raccogliere per esempio i peperoni. È una cosa incredibile, se parliamo di colture ovviamente fatte all'esterno, quindi in pieno campo e non in serra. Ma questa è la nuova realtà e quindi dobbiamo cercare in qualche modo di adattarci sicuramente. Beh, quello sempre è l'unica cosa che puoi fare. Ma diciamo così, il sapore di tutto questo, malgrado il clima, si è mantenuto? Assolutamente sì, assolutamente. E poi, per carità, a volte secondo me, al di là dei problemi reali di cui ho parlato, e che chiaramente ci sono, a volte scherzosamente dico che il contadino ha una sorta di pessimismo cosmico proprio di base. A volte ci lamentiamo quasi così, a prescindere, però devo dire che anche i risultati per fortuna sono positivi, il sapore è eccezionale perché poi si tratta di colture gestite in modo totalmente biologico, c'è un clima favorevole perché ci troviamo comunque in alta collina, i terreni che hanno molta sostanza organica, quindi l'ortaggio che viene prodotto da noi in tutto il nostro territorio, quindi dell'entroterra soveratese, è molto molto buono. In particolare le patate, ad esempio, sono saporitissime e sono molto simili, ad esempio, alle patate della Sila dal punto di vista del sapore e delle caratteristiche. E quindi assolutamente, per fortuna è tutto invariato, così come è invariato il sapore del nostro peperoncino con il quale produciamo il tabasco di San Vito, questa particolare crema di peperoncino in olio extravergine molto forte, che però ti dico è arrivata anche a Milano da qualche mese. Questa è una cosa molto interessante. Senti, ti voglio dire una cosa. Ora è Sì, periodo di raccolta delle olive. sì, Un paio di settimane fa qui in trasmissione avevamo il dottor Valenti, che è agronomo della Confederazione Italiana dell'Agricoltura giù in Sicilia, e diceva è sì, andata malissimo l'annata sia per il caldo che per la siccità. Ora la Calabria, da che mondo è mondo, invece, bene o male, è una regione che è povera di tante cose, ma per fortuna l'acqua non è mai mancata in Calabria. E allora ti sì. dico, com'è andata l'annata, che dovrebbe essere un'annata di scarica, se non sbaglio, com'è andata l'annata dell'ulivo e più o meno a quanto si trova un litro d'olio d'oliva? Allora, guarda, da noi ancora non è iniziata la raccolta. Tendenzialmente considera che si parte attorno alla fine di ottobre, anche se a mia opinione bisognerebbe iniziare ad anticipare i tempi con il clima che è cambiato. Dipende un po' dalle zone. Per esempio, nel mio territorio, diciamo che l'anno scorso è andata molto peggio, quindi qualcosa c'è, ma credo che i prezzi comunque anche quest'anno si manterranno attorno a 9-10 euro al litro, che se tu immagini che rispetto a 2 anni fa hanno avuto un incremento di circa 4 euro al litro, è veramente tanto. Ma a questo comunque devo dire, al di là della scarsità di prodotto, si è aggiunto anche il costo enorme di lavorazione, quindi della raccolta e della produzione dell'olio nei frantoi, perché ovviamente l'energia è aumentata tantissimo, i carburanti, tutto quanto è cresciuto dal punto di vista dei prezzi, quindi alla scarsità si va ad aggiungere proprio la convergenza dell'incremento dei costi e quindi questo è il prezzo che oggi è necessario per acquistare un olio che è comunque di altissima qualità. Forse noi dirò una cosa magari un po' antipatica, ma forse lo vendiamo anche a troppo poco qualche anno fa. Chiaramente però ci siamo dovuti adattare a questa nuova realtà. Quindi io ti faccio una stima, secondo me attorno a 9 euro
al litro, difficilmente scenderà sotto questo prezzo. Sì. Credo anch'io che non andremo sotto questa soglia che hai appena indicato tu. Senti, insomma, la campagna va, questa è la cosa più importante, malgrado crisi, aumenti, carburanti e così via, resta sempre una sicurezza, diciamo così. Certo, certo, guarda Antonino, assolutamente. Io poi lo dico magari con maggiore forza perché questo lavoro lo faccio con passione, ho la fortuna di fare il lavoro che mi piace, non è una cosa da tutti, spesso magari ci lamentiamo, però questa credo sia una cosa fondamentale. In ogni caso la campagna comunque è sempre una sicurezza, come dici tu, anzi probabilmente quello che oggi si fa in Italia per incentivare l'agricoltura è ancora troppo poco, specialmente alla luce degli stravolgimenti geopolitici che stiamo vivendo in questo periodo storico. Quindi ancora siamo troppo poco aiutati, al di là poi della passione che ci possiamo mettere, le soddisfazioni che arrivano lo stesso. Però faccio l'esempio dell'emergenza cinghiali in tutta Italia che scoraggia molto l'avvio di nuove realtà agricole, perché tante persone non coltivano semplicemente perché rischiano di vedere i raccolti distrutti, i risarcimenti arrivano poco e tardi, quindi questo è un grandissimo problema che si va ad aggiungere poi al cambiamento climatico. Quindi sicuramente servirebbero dei sostegni maggiori anche magari ai giovani che vogliono intraprendere questi percorsi, diciamo, nel mondo agricolo italiano. Serve molto rinnovamento, sicuramente. Sì, sicuramente. Senti, qual è ora il tuo prossimo appuntamento in campagna? E qual è invece coi treni, visto che noi domani ci vediamo? Certo, allora guarda Antonino, per quanto riguarda i treni, io sono in partenza per Milano e domani saremo con la mia associazione all'Open Day alla squadra Rialto di Milano Centrale, quindi un bellissimo evento organizzato da Fondazione Feste Italiane, con la quale noi siamo ovviamente convenzionati come Associazione Ferrovie in Calabria e ci saranno tutte le associazioni d'Italia che si occupano di turismo ferroviario per vivere questa esperienza bellissima tra tantissimi treni storici, locomotive a vapore in servizio ordinario. Sarà davvero un bel evento, come sempre promosso da Fondazione FES e dal grande lavoro che fa Luigi Cantalamessa. Quindi non vedo l'ora, davvero. Per quanto riguarda il prossimo appuntamento in campagna, attorno a fine mese inizierò con la semina delle fave e dell'aglio e poi a gennaio inizieremo con i piselli e a febbraio, fine febbraio, con la semina delle patate. Quindi diciamo che l'inverno è un pochino meno pieno dal punto di vista ovviamente delle lavorazioni in campagna e delle sede, sono molto dilazionati ecco, i tempi. Invece poi quando inizia ad arrivare la primavera diciamo ci sarà molto più lavoro ovviamente per quanto riguarda gli ortaggi estivi. Certo. Senti, per finire, qualora qualcuno volesse approfittare dei tuoi prodotti, dove li trova? Allora, guarda, intanto ci si può ovviamente collegare, visitare la nostra pagina Facebook, i Casali di Postaglianati, dove può anche prenotare i nostri prodotti e tutto quello che non è deperibile, quindi sia le conserve, sia le patate, la cipolla, l'aglio, possiamo spedire in tutta Italia e in tutta Europa. Presto sarà disponibile anche un sito web di e-commerce che stiamo studiando, quindi per fare qualcosa di più strutturato. E poi qui in Calabria comunque ci sono diverse attività commerciali che rivendono i nostri prodotti. A Milano c'è anche un locale, non so se lo posso citare, dove è possibile E acquistare i qual nostri è? prodotti. È Spunta, praticamente molto vicino al Duomo di Milano. Ah, È un Sbunda, locale che sì. rivende, sì, solo prodotti calabresi, lì si può anche mangiare, ovviamente, fanno degli ottimi panini, degli ottimi primi, e c'è il nostro tabasco di San Vito. Benissimo, Quindi sì, sì, siamo arrivati veramente anche a Milano ed è un grande onore. molto bene. Allora, buon lavoro, noi ci vediamo domani e grazie del tuo tempo. Grazie a te Antonino e a domani, grazie sempre per la grande disponibilità. Figurati. E adesso linea al direttore responsabile Giovanni Sallusti per Liberamente. A tra poco.